Siamo in un contesto di un paese ancora rurale, possiamo dire, e quindi la storia di Turoldo nasce qui, a Coderno, dove in quegli anni, lui è nato nel 1916, viveva con la sua famiglia e in questa abitazione, in questo stabile, dove una parte sola era abitata dalla famiglia Turoldo. E quindi dopo c'erano anche altre famiglie che abitavano come in quasi tutti i cortili dei nostri paesi friulani, ecco. Adesso si vede tutto questo anche all'esterno dove è stato ristrutturato tutto, ma qui c'erano stalle, letamai, fienili, perché era la vita dei contadini di quei tempi, non c'era altro. Io non ho mai sognato di avere casa, io sono senza casa. E ho detto al sindaco che non voglio niente. E invece è stata donata la casa. E il merito è di Aldo Marigo, perché noi non avevamo più casa, i miei erano tutti via. E adesso l'ho ritrovata intatta dopo 50 anni, come se fosse appena uscito mio padre e mia madre da quella casa. La casa di Turoldo era piccola, nel senso che era composta dalla cucina, due camere e uno spazio sul granaio perché ci mettevano quello che i campi davano allora. La famiglia Turoldo era piuttosto consistente come numeri, erano 9 fratelli, quindi papà e la mamma, e 9 fratelli che a turno mangiavano in questa piccola cucina. Aveva un lavandino per lavare i piatti e con i secchi sopra dove c'era l'acqua, e l'acqua veniva presa dal pozzo che era in piazza, in quella volta non c'era l'acqua nelle case, giusto, no? E non solo, ma la cucina non aveva il camino, per cui pur facendo fuoco, perché uscisse il fumo si aprivano le finestre d'estate e d'inverno. Beh, questa è la camera della famiglia Turoldo, la camera matrimoniale per così dire, perché come dicevamo prima la famiglia era composta da 9 figli più i genitori e quindi qui c'era un pagliericcio e dormivano in questa camera più una camera qui attaccata vicino dove quello era lo spazio che loro avevano. In più potevano salire sul granaio da quella scala, c'era una botola per salire per andare a prendere eventualmente generi che avevano lasciato sopra, o mais o frumento o qualche altro, insomma, raccolte dei campi del lavoro del genitore, del padre, ecco, di Turoldo. La mia tavola, la mia casa e la mia infanzia profumava di pannocchie che diventavano farina nei nostri antichi mulini di pietra e finalmente polenta. Tutto il paese la sera profumava di un dolcissimo odore di polenta appena rovesciata e la mamma non faceva più fatica a chiamarci perché la voce dell'appetito ci portava a casa tutti come rondoni. A cuocerla era sempre la mamma e mi sembrava che dentro vi cuocesse il suo cuore. Quella seria, nobile edilizia contadina. Oggi poi tutto diventa non so, tutto è, come si dice, intonacato, è scomparso il clap del Tiliment proprio, non c'è più la grande corte. Vabbè, ormai capisco che è finita la civiltà agraria e non per niente io ho intitolato Gli Ultimi, il mio film, in quanto li consideravo gli ultimi di una civiltà che scompariva. Questo è vero. Ecco, l'importante è sapere a che prezzo è scomparso questo. È stato fatto fuori sostanzialmente, no? Gli ultimi, perché era, quella volta doveva essere girato tramite le sale cinematografiche delle parrocchie, che quella volta le parrocchie avevano quasi dappertutto sale cinematografiche. Invece lì è partito l'input perché troppo duro, troppo
controcorrente, ecco, per gli anni in cui veniva fatto, eravamo nel pieno boom economico e lui metteva in mostra, faceva rilevare, faceva vedere invece la miseria, la povertà della gente dei primi anni del Novecento, quando lui era bambino, e la vita di questo paese e dei paesi del Friuli. Mia gente, ritorna alla fonte segreta, donde traevi la prodigiosa forza a misurarti con la sorte, e umile volontà ti soccorreva a non cedere, e orgoglio ti rendeva leggendaria nell'inaudita fatica. Ancora germoglino le nodose radici, e insieme alle corti, in mezzo ai campi, risorga dalle macerie la tua nobile anima, ora che altra morte più amara ti minaccia. Credo sia interessante ricordare un dibattito che c'è stato subito dopo la morte di Turoldo nel 1994, quando subito dopo è nata l'associazione Paredale Maria Turoldo. E allora si trattava di capire cosa fare di questa casa, perché era mal ridotta. E c'è stato un dibattito piuttosto interessante, anche vivace, perché c'era una corrente di pensiero che riteneva che la casa dovesse rimanere come era, in onore della povertà, dell'umiltà, di tutto quello che Turoldo andava a predicare. C'era un'altra corrente di pensiero che riteneva che, pur partendo da quel ragionamento, si dovesse lavorare in modo tale che la casa potesse essere usufruita. Per fortuna ha prevalso questa seconda ipotesi, tant'è che il Comune ha ritenuto di perseguire questa strada, ha chiesto un contributo alla Regione, la Regione ha fatto una legge speciale per la casa Turoldo e la casa Pasolini a Casarsa, ed è stata finanziata la ristrutturazione. L'esito della ristrutturazione è questa, per cui primo piano con quella saletta dove si possono fare piccole riunioni, incontri e studi, e questo salone dove la comunità può ritrovarsi in assemblea, riunioni, incontri, sia da parte della comunità di governo o del comune di Serigliano per le ragioni per le quali vuole incontrarsi. Questo è il risultato di questo lavoro e anche concordia fra associazione e amministrazione. Sono ormai parecchi anni che l'associazione opera, inizialmente per una ventina d'anni è stata portata avanti da Monsignor Borgo, che è stato l'ideatore e il primo presidente dell'associazione, poi per una decina d'anni ha seguito un altro prete che ha portato avanti sempre l'associazione. Da 4 anni, dal 19, è stato costituito un centro studi per mantenere e dare vita ancora con maggiori possibilità all'attività che già l'associazione faceva, sviluppando i contenuti, sviluppando le relazioni con altre associazioni per far conoscere e divulgare ancora di più la conoscenza di Turoldo e l'approfondimento anche e soprattutto della conoscenza di Turoldo e il suo operato, i suoi scritti in tutti i campi dove lui è intervenuto, dalla poesia alla prosa, al teatro, al cinema, ricordando gli ultimi che lui nel 73 ha prodotto proprio con Friuli quando era nel suo peregrinare alle Grazie a Udine. La poesia come distillazione e come, direi, esercizio letterario, direi poesia come egoismo non può esistere, cioè ritorno ancora sul concetto di prima, perciò se ha un significato la mia poesia è quello di essere un dono continuo all'umanità, questo, anzi un atto religioso. Per me quando io faccio poesia prego, canto e canto in nome di tutti, canto per tutti.